in quel di Dalis Mesniocis, no, mi fermo qua, no, guardate cosa, non mi metto a cantare. Decisi di rinverdire un'antica tradizione che è quella di un'antica tradizione che è quella di dare alle stampe un'opera inedita o un poema d'occasione. E pensai allora di risvegliare da un lungo sonno presso gli archivi della Biblioteca Vincenzo Ioppi di Udine un libello che contiene un discorso tenuto dall'abate Jacopo, qualcuno lo ha citato prima, forse il sindaco, presso l'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Udine nel giugno del 1832, che è un accorato appello agli studiosi, alle famiglie e in primis alle istituzioni perché si mettesse mano alla fondazione di un museo civico e di un archivio che potessero arrestare quella che era la paura numero uno di Jacopo Pirona, cioè lo sperdimento dei monumenti storici. E noi sappiamo che ci sono monumenti materiali, e quindi l'importanza del restauro. Qui avete davanti agli occhi un esempio meraviglioso di restauro proprio filologico, bellissimo, del foro che dà il nome al Borg dal Foro in cui siamo qui, ma poi le epigrafi, le statue, gli antichi palazzi, e poi ci sono i monumenti immateriali, gli usi, le tradizioni e, udite udite, il linguaggio. Ecco allora l'importanza del vocabolario come monumento. Come tutti i monumenti, ha il compito di tramandare la conoscenza ai posteri. E sentite che cuore, che cosa viene fuori in queste parole, che lui non stava nella pelle proprio. Sentite. Vengo a voi quest'oggi, esimio Presidente, onorevoli soci, e vengo non già a comunicarvi alcun frutto dei miei poveri studi, ma sì a domandare a voi tutti sovvenimento e aiuto per ciò che io mi propongo, di sciogliere un voto alla patria. Questa regione, che fra tutte le regioni ha sortito un nome sì santo, è degna di tutta la carità vostra, o accademici che ne siete l'ornamento. Essa è degna di splendere fra i popoli della nostra penisola. Essa ha remote origini, eccelsi fatti, grandi sciagure da raccontarne la storia. Nulla di meno noi la cerchiamo invano nei volumi degli illustri scrittori. Noi leggiamo con ammirazione i fasti di molti popoli meno grandi, ma più famigerati. Ignoriamo quasi i fasti dei nostri avi e appena conosciamo i nostri monumenti, i nostri scrittori. I primi tempi sono perduti nella caligine delle antichità, i tempi illustri sono assorti nel vortice della grandezza romana, i bassi tempi sepolti sotto le rovine della barbarie. Ma venga una volta la luce della memoria a balenare su questa terra ottenebrata, e allo splendere di quel raggio recenti e vivide un'altra volta compariranno le orme lasciate dai prischi eventi. Salto tutto e vado alla fine per averne due di applausi. È studiatissima la cosa. Io stavo velando un avvocato. Provate a pensarlo così in tribunale. Ma non hai sempre Jacopo Pirona Calcrini. Raccoglitori delle sparse memorie, ergeremo un monumento perenne che vendicherà
le prische glorie dagli insulti del tempo, dell'ignoranza, della barbarie. Da quel monumento uscirà una luce che farà rivivere le origini, le vicissitudini, i personaggi di questa regione, che accrescerà decoro e considerazione alle antiche stirpi, che non permetterà ai futuri storici di ignorare i nostri aviti fasti e che spremerà forse da qualche occhio una lagrima pietosa sulle nostre sciagure. Ma per erigere questo monumento, per risciogliere questo voto, onorevoli accademici, noi abbiamo bisogno della vostra cooperazione. Assisteteci col consiglio, con l'autorità, con l'opera. Comunicateci i vostri lumi, le vostre memorie, i vostri documenti. Aiutateci ad aprire i ripostigli delle dimenticate antichità. Rendeteci cortesi e propensi i vostri congiunti, i vostri conoscenti, affinché ci affidino senza tema il geloso deposito dei loro codici. Proteggeteci infine contro la scutica dei pedanti che trovano tutto male e non fanno mai niente di bene.